Giro di vite nei confronti del racket degli accattoni, un foglio di via li allontanerà per 3 anni dal suolo comunale. L'amministrazione dice basta alle identificazioni e alle sanzioni che finiscono in un nulla di fatto e decide di usare il pugno di ferro contro quei mendicanti molesti appostati tra le vie del centro e sulle piazze del mercato che alimentano un giro lucroso di malavita. Verranno identificati, poi verranno condotti dalla nostra polizia locale in questura e lì riceveranno il foglio di via e non potranno ritornare e rimettere piede sul suolo comunale per 3 anni. Pena la denuncia penale. Una trentina i volti noti e qualcuno di loro è riuscito a raccogliere una quarantina di sanzioni, multe naturalmente mai pagate. Il provvedimento, spiega il Comune, investirà soltanto i mendicanti di professione e non coloro che rientrano già nei report dell'assessorato al sociale. Noi conosciamo gli accattoni organizzati, così come conosciamo le persone davvero in difficoltà. Abbiamo identificati i primi, abbiamo ben presenti i secondi che fanno capo ai servizi sociali del Comune e rispetto ai quali stiamo prestando attraverso l'assessorato al sociale un'attenzione particolare in questo momento di crisi. La decisione dello speciale Daspo è stata presa nel vertice di stamani in prefettura, durante il quale è stato affrontato anche il tema delle baby gang. I fronti caldi sono disseminati oramai in tutta la città e quindi le forze dell'ordine si sono in qualche modo divisi il territorio. Intanto nella stazione delle Corriere arriveranno nuove telecamere. Stiamo studiando assieme a MOM la possibilità di integrare il nostro sistema di videosorveglianza urbana con il posizionamento di una o più telecamere nei pressi della stazione delle Corriere, che poi saranno collegate alla centrale operativa.